formulo per tutti, insieme ai vostri cari, un cordiale augurio di un buon e santo Natale, insieme al saluto dei revinesi, a voi che avete voluto quest'oggi onorarci della vostra presenza, venendo ad assistere alla sacra rappresentazione del presepio vivente. A ciascuno va il nostro benvenuto, mentre ci auguriamo che lo spettacolo che stiamo per rappresentare riesca di comune gradimento e di sollievo spirituale. Dio felicissimo ed infinitamente beato nella sua eterna esistenza, decretò di irradiare la sua infinita bontà facendo dono della vita ad altri esseri, che avrebbe resi partecipi della sua felicità e realizzatori così della sua gloria. Creò quindi gli angeli, dei quali un terzo divenne demoni in seguito alla loro superbia ribellione, e furono precipitati nell'inferno. Poi creò la luce del firmamento ricco di stelle, separò le api dalla terra, dalla quale fece germogliare innumerevoli piante, popolò il cielo d'uccelli, il mare di pesci e la terra di animali. Disse allora: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Egli abbia dominio sopra i pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sugli animali domestici, su tutte le fiere della terra e sopra i rettili che strisciano sulla sua superficie. Dio creò l'uomo a sua immagine, formò l'uomo nel fango della terra e gli alitò in faccia lo spirito della vita, e l'uomo divenne persona vivente. Poi Dio disse: non è bene per l'uomo essere solo, gli farò una compagna che gli sia conveniente. Allora Dio fece scendere in profondo sonno su Adamo, gli tolse una delle costole e ne formò una donna. Ed il Signore Dio pose Adamo ed Eva nel giardino di Eden, o paradiso terrestre, perché lo coltivassero e lo custodissero, e diede loro un ordine preciso. Potete mangiare i frutti di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non dovete mangiarne, perché se ne mangerete, di certo morrete. Ma il serpente, il più astuto di tutti gli animali della campagna, non rimase inerte. Si avvicinò ad Eva e così le parlò. Eva, Eva, non vi ha detto il Dio, mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? Noi possiamo mangiare il frutto di tutti gli alberi del giardino, ma solo del frutto dell'albero che sta nel mezzo del giardino il Dio ha detto: non lo mangiate, anzi, non lo toccate, altrimenti morrete. No, voi non morrete, anzi, il Signore sa che qualora ne mangiaste si aprirebbero gli occhi vostri e diventereste come Dio, acquistando la conoscenza del bene e del male. Eva si accorge che il frutto dell'albero è buono a mangiare, piacevole all'occhio e desiderabile. Coglie quindi il frutto, ne mangia, ne dà ad Adamo. Vieni Adamo, saremo come Dio. Ed egli ne mangia. Che cosa ho fatto? È la fine. L'armonia del dialogo tra Dio e l'uomo è distrutta. L'uomo introduce nel mondo il peccato e per causa di esso si avranno la morte, l'ignoranza, le cattive inclinazioni ed ogni altra miseria, la schiavitù del demonio,
e l'esclusione dal paradiso. Ma la realtà del peccato non si separa nel disegno di Dio da una esigenza di redenzione. Di qui il castigo, ma anche la promessa. Adamo! Adamo, dove sei? Ho sentito la tua presenza nel giardino ed ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Chi ti ha fatto conoscere che eri nudo? Non hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo proibito di mangiare? È stata la donna che mi ha dato per compagna che mi ha presentato il frutto ed io ne ho mangiato. Eva, perché hai fatto questo? Il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato il frutto. Poiché hai fatto questo, spirito tentatore, sii maledetto tra tutti gli animali e tutte le bestie della campagna. Striscerai sul ventre e mangerai la polvere per tutti i giorni della tua vita. Io, tuo Signore, porrò inimicizia tra te e la donna, tra il seme tuo ed il seme di lei. Egli ti schiaccerà il capo e tu lo insiderai al calcagno. E per te, Eva, moltiplicherò assai le pene e le doglie della tua gravidanza. Avrai figli nel dolore, tuttavia ti sentirai attratta con ardore verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E tu, Adamo, poiché hai ascoltato la voce di tua moglie ed hai mangiato del frutto dell'albero che ti avevo espressamente proibito di mangiare, la terra sarà maledetta per colpa tua. Col lavoro faticoso ricaverai da essa il tuo nutrimento per tutti i giorni della tua vita. Essa ti produrrà spine e triboli. Ti nutrirai dell'erba dei campi, col sudore della fronte ti guadagnerai il pane, finché ritornerai alla terra da cui sei stato tratto, perché tu sei polvere, ed in polvere ritornerai. Nel nome di Dio, andatevene subito da questo paradiso. Dall'abisso in cui era caduto, l'uomo attendeva con viva speranza la sua liberazione. Ma il tempo passava, gli anni si succedevano agli anni e l'alba del giorno della saggezza sembrava ancora lontana. Così, a poco i discendenti di Adamo andavano allontanando il pensiero da Dio per abbandonarsi servilmente alle lusinghe del demonio e alla colpa. Dio allora si fece sentire, li punì prima col diluvio, poi con la confusione delle lingue presso la torre di Babele. Finalmente scelse un uomo perché gli fosse fedele, Abramo. Comincia così a precisarsi da chi discenderà il Messia venturo. Ad Abramo viene rinnovata la promessa del Redentore, fatta prima ad Adamo e poi ripetuta a Sem, figlio di Noè. E il disegno di salvezza da parte di Dio continua così attraverso la storia degli uomini, la sua realizzazione. Ora, il Signore disse ad Abramo: Abramo, Abramo, parti dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nella terra che io ti mostrerò. Io farò di te un popolo grande. Ti benedirò, renderò glorioso il tuo nome, e tu sarai per gli altri una benedizione. Benedirò quelli che benediranno te, e maledirò quelli che ti malediranno. In te saranno benedetti tutti i popoli della terra. Io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza, e sii perfetto.
strinse con lui un'alleanza ed iniziò il suo regno. Tutte le cure di Dio furono allora rivolte ai figli di Abramo. Ai patriarchi affidò le promesse, ai profeti la missione di tenere viva la speranza della salvezza. A Mosè consegnò il decalogo dell'alleanza, a Davide il compito di rafforzare nell'unità il regno e di invitare il popolo ad essere fedele a Dio. Udite l'oracolo del Signore. Venite anche voi, fratelli, ascoltate il grande annuncio. E voi fermatevi, udite la parola del Signore Yahweh. Il Signore consacrerà re il Messia, lo proclamerà suo figlio, gli affiderà tutte le genti del mondo, che egli governerà con grande potenza. Sarà seguito da molte genti, sarà sacerdote in eterno. Dio sarà con lui ed alla fine trionferà su tutti i nemici. Affrettatevi, venite, il profeta ci parla del futuro Messia. È proprio di lui che vi voglio parlare. Venite, andiamo ad ascoltare il profeta. Signore, mandaci presto il liberatore. Dice il Signore Yahweh: io ho consacrato il mio re sopra il Sion, il mio monte santo, ed il Messia. Annuncerò il proclama di Dio che mi disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti ed il potere fino agli estremi confini della terra. Governerai con potenza invincibile ed annienterai i ribelli come vasi di Creta. Oracolo di Dio al mio Signore, siedi alla mia destra finché ponga i tuoi nemici sgabello ai tuoi piedi. Il Signore protenderà da Sion il suo potente scettro. Domina dunque in mezzo ai tuoi nemici. Il tuo popolo ti seguirà con slancio quando lo raduni. Innumerevoli come stille di rugiada, schiere di giovani saranno con te sui monti santi. Il Signore lo ha giurato e non si pentirà mai. Tu sei sacerdote in eterno, secondo il modo di Melchisedec. Il Signore sta alla tua destra. Frantumerai re nel giorno del suo sdegno. Farà giustizia fra le genti con immensa strage. Abbatterà molti su tutta la terra. E lungo la via della vittoria si disseterà il torrente ed alzerà poi il capo da trionfatore. Quando verrà il Messia? Dicono che sia vicino. Egli scenderà dal ceppo di Jesse. Verrà ad annunciare ai poveri la buona novella. Ad annunciare ai prigionieri la liberazione. Tutti i popoli riconosceranno in lui la presenza del Signore. Egli instaurerà un regno di giustizia, di fedeltà e di pace senza fine. E tu, Isaia, che notizie ci puoi dare? Vogliamo sapere le ultime notizie sul futuro Messia. Il Signore è vicino. Ecco, il Signore viene. Beati quelli che sono preparati a corrergli incontro. Una fanciulla concepisce e dà alla luce un figlio. E tu lo chiamerai Emanuele. Il popolo che camminava nelle tenebre vide un grande splendore. Su coloro che abitavano in una terra tenebrosa risplendette una luce. Hai moltiplicato loro la gioia, hai aumentato la letizia.
si sono rallegrati al tuo cospetto, come all'epoca della messe, e come si gioisce alla divisione del bottino. Infatti, ogni calzatura da guerra ed ogni mantello macchiato di sangue saranno bruciati, divorati dal fuoco, perché un pargolo è nato per noi. Ci è stato donato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità e sarà chiamato con questi nomi: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre perpetuo, Principe della pace. Grande sarà il suo impero, in una pace infinita sul trono di Davide e sul suo regno. Egli consoliderà e rafforzerà, con il diritto e con la giustizia, ora e per sempre. Esulta e canta, abitante di Sion, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida. Ed io: che cosa griderò? Ogni mortale è come l'erba, la sua gloria è come i fiori del campo. L'erba si secca e il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno. Sali su un alto monte, o Gerusalemme, annuncia la letizia. Fa risuonare con forza, Sion, l'annuncio della gioia. Alza la voce, non temere. Dì alle città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore che viene con potenza. Il suo braccio ha sottomesso ogni cosa. Ecco, egli viene con il suo compenso e con la sua eredità. Come un pastore guiderà il pascolo il suo gregge e lo custodirà al sicuro. Reggerà sulle braccia gli agnelli e avrà cura delle pecorelle che allattano. Signore, mandaci presto il principe della pace. Tutti i popoli lo aspettano. Hai detto che è vicino, che porterà giustizia e gioia, che sua madre sarà vergine. Ma da dove verrà il Salvatore? Chiediamolo al profeta Michea. Parlaci anche tu, Michea. Il Cristo nascerà a Betlemme. A Betlemme? In una città così piccola. Sì, a Betlemme. E tu, Betlemme Efrata, tu sei piccola tra le migliaia di Giuda, ma da te mi uscirà colui che deve regnare in Israele. La sua origine risale ai tempi antichi, ai giorni lontani. Per questo è stato scritto: Dio abbandonerà il suo popolo alla schiavitù fino a quando colei che dovrà generare darà la luce. Allora il resto di prigionieri ritornerà nella terra di Israele. Egli quindi si leverà e pascerà quel gregge con la fortezza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché allora splenderà il suo potere fino agli estremi limiti del paese e sarà egli la pace. Abbiate fiducia, egli ricondurrà gli esuli in patria e stabilirà il Tempio di Dio. Saremo sicuri da ogni pericolo quando egli sarà venuto. Beato l'uomo che teme il Signore e che si affida ai suoi precetti.
Al tempo di Erode, re di Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della casa di Abia, e la moglie che aveva era stata scelta tra le figlie di Aronne, e si chiamava Elisabetta. Erano tutti e due giusti davanti a Dio, osservavano in maniera irreprensibile tutti i comandamenti e tutte le disposizioni del Signore, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due avanzati negli anni. Ora avvenne che mentre egli esercitava le sue funzioni davanti a Dio, nel turno della sua classe, secondo l'uso del servizio divino, fu designato a bruciare l'incenso ed entrare così nel santuario del Signore, mentre tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera, nell'ora dell'incenso. Allora un angelo del Signore gli apparve in piedi alla destra dell'altare. Zaccaria si turbò a quella vista e fu preso da timore, ma l'angelo gli disse: Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie, Elisabetta, ti darà alla luce un figlio, al quale porrai nome Giovanni. Egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti gioiranno per la sua nascita, perché sarà grande dinanzi al Signore. Non berrà né vino né bevande inebrianti, ma sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio, ed egli camminerà davanti a lui con lo spirito e la fortezza di Elia, per avvicinare i cuori dei padri verso i figli, i ribelli ai sentimenti dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Come potrò riconoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. Io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti ed annunciarti questa buona novella. Ecco, resterai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose non si compiranno, perché non hai creduto alle mie parole, che a suo tempo saranno adempiute. Dopo il colloquio con l'angelo, Zaccaria rimane muto e si esprime solo a gesti.
mesi dopo, l'angelo viene inviato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine promessa ad un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. Il nome della vergine è Maria. L'angelo, entrato presso di lei, le dice: Ave, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu tra le donne. Cosa significano queste parole? Non temere, Maria, perché hai trovato grazia davanti a Dio. Ecco, concepirai nel tuo momento e darai alla luce tuo figlio e chiamerai col nome di Gesù. Egli sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio ti darà il trono più grande del tuo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in Israele, e il suo regno non avrà mai fine. Come potrà avvenire questo se io non conosco l'uomo? Lo Spirito Santo verrà sopra di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. Per questo il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anch'essa un figlio nella sua vecchiaia, e colei che era chiamata sterile è del sesto mese, perché nulla è impossibile dinanzi a Dio. Ecco l'ancella del Signore, che mi avvenga secondo la tua parola. In quei medesimi giorni, Maria si metteva in viaggio in tutta fretta per la montagna, verso una città della Giudea, ed entrata nella casa di Zaccaria, trovò Elisabetta. Elisabetta! 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 Ti saluto, Elisabetta. Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il figlio del tuo seno. Ma come mai mi hai concesso che la madre del mio Signore venga presso di me? Perché appena la voce del tuo saluto è giunta al mio orecchio, il bambino è esultato di gioia nel mio seno. Beata colei che ha creduto che si sarebbe avverato quanto ne è stato detto da parte del Signore. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione si estende su coloro che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi coi pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni ed esaltato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati e rimandato mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e dalla sua discendenza per sempre. Vieni Maria, andiamo. Si avvera intanto l'oracolo di Isaia che annuncia il precursore.
Una voce grida: nel deserto appianate la via al Signore, appianate nella steppa la via al nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e collina si abbassi, il suolo montuoso diventi pianura ed i pendii scoscesi siano livellati. Per Elisabetta, intanto, si compiva il tempo in cui doveva avere il bambino e diede alla luce un figlio. I suoi vicini e i suoi parenti, venuti a sapere che il Signore aveva manifestato verso di lei la sua misericordia, gioivano con lei. Poi, nel giorno 8, vennero a circoncidere il bambino, ma non si trovavano d'accordo sul nome con cui chiamarlo. Giovanni è il suo nome. Siano rese grazie a Dio. Che cosa dunque diventerà questo bambino? Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo santo, come aveva promesso per bocca ai suoi santi profeti in un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e ci ha ricordato nella sua santa alleanza del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie. In quel tempo fu emesso un editto da Cesare Augusto per il primo censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo che ebbe luogo quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi iscrivere, ciascuno nella propria città, ed anche Giuseppe salì dalla Galilea, nella città di Davide, chiamata Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi iscrivere insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Or mentre si trovavano là, si compirono i giorni in cui ella doveva avere il bambino, e diede alla luce il figlio primogenito. Lo avvolse e lo adagiò in una mangiatoia, perché nell'albergo non c'era posto per loro. Vi erano in quella medesima regione dei pastori che pernottavano in mezzo ai campi per far la guardia al proprio gregge. Ora un angelo del Signore apparve loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce, sicché furono presi da un grande timore.
miratori che mira il sol, 5 piaghe del Signor, ti son 4 evangelisti, Giovanni, Marco e Matteo, 3 re magi, la luna e il sol, servo il Dio che è superiore, prima del mondo l'è nato il Signore. Sette odori di Maria, va in canzon di Valeria, 6 miratori che mira il sol, 5 piaghe del Signor, ci son 4 evangelisti, Luca, Giovanni, Marco e Matteo, 3 re magi, la luna e il sol, servo Dio, prima del mondo l'è nato il Signore. Croce 8 è l'arcanino,